Ciao, che lei maestro Plafo! Se mi pari è il gnocco che è piano vita. Comoro, fammi una canzone che portino. Like a candle in the wind. Grazie. Do I know where there's a Maestro, la sun? smetta se no muoio io sentendo suonare. Allora, grazie al maestro Silvano Plafford che ha dato l'avvio a Fantastici, la rubrica in cui andiamo a conoscere i nostri fan. Come avete visto, questa sera c'è nonno Eligio con noi. Ciao nonno Eligio. Ciao. Allora, come sai, in questa trasmissione facciamo delle domande per conoscere da vicino i nostri fan. Inizio con la prima. Tu hai fatto il militare? Fatto militare, sì, mi ricordo ancora come fosse ieri. Da un anno incredibile, mi sono sposato il 1 gennaio. Dopo 2 giorni sono partito militare, sono stato via un anno intero, mai neanche tornato a casa. Una volta non si tornava mai. Ho fatto ora tornare a gennaio, è proprio il tempo per assistere alla nascita del mio primo figlio. Pensati che fortuna, guarda proprio. E tornato a casa giusto dopo. Se non ti eri mai tornato a casa. Hai detto io. No, nel senso che. Sì. No, dico da gennaio che ti si andava via a gennaio che ti si torna che sei nato il puteo, cioè farò conti, concepimento sarà stato verso marzo-aprile. Dici? Un miracolo ora! Un miracolo ora! È stato un miracolo del Signore! Un signore se sta di sicuro. Sì, ma grazie, non indagare, meglio che cambiamo discorso. Meglio sì, meglio conosci qualche scioglilingua? Sì, conosco scioglilingua che però non è facile da ripetere. Sentiamo. È così. Al collegio Luigi si attorciglia i capelli sull'orologio, ma imprecando smaltisce la rabbia. Non mi pare neanche così difficile. Scusa, al collegio Luigi sì, si attorciglia i capelli sull'orologio, ma imprecando smaltisce la rabbia. In italiano è facile, in dialetto è impossibile. Perché in dialetto come diventa? Al coelho io, si i capelli sull'orologio e ha tirato boie così si smoglie. Al collegio io Grazie maestro, sono bravo. Ma vuoi ripeterla? È meglio. Al coelho io, si i capelli sull'orologio quando boie si smoglie. Al collegio io. Non è facile ripeterla. Io vorrei riportarvi un attimo alla normalità, se di normalità si può parlare. E ultima domanda, nonno. Dimmi. Visto che è un tema al quale penserai certamente. Abbiamo una base triste, maestro Plafford? Sì. Visto che è un tema al quale penserai certamente. Vieni a piangere! Volevo chiederti, secondo te, cosa c'è dopo la morte? Io penso sì, caro mio. Ma penso che anche che hai sbagliato domanda. La domanda vera non è cosa c'è dopo la morte, cosa c'è oltre la vita. Allora se tu la pensi così vedi già tutto differentemente. Bravo. No, oltre la vita. Cosa c'è oltre la vita? Cosa c'è allora? Il paradiso c'è oltre la vita. Il Dove che paradiso. un giorno andrò anch'io finalmente a catterò la mia amata moglie che sarà a aspettarmi. E cosa le dirai nel momento in cui la vedrai? Brutta caccara! E io cosa ho fatto qua? Che te mi hai fatto becco dopo che sono andato a militare che siamo appena sposati e io vergognate! Va basso c'è pescare, va all'inferno e altre te me ne fiestare! Bene, io la chiuderei qui, grazie per essere stati con noi e bentornati alla prossima puntata di Fantastici quando ci sarà, se ci sarà, non so più cosa dire, grazie. Benvenuti in paradiso. Posso andare sui... Benvenuti in Sui mezzi bruschi paradiso. a andare! Grazie.